Cari telespettatori, ben ritornati con noi, ben ritornato Paolo Righetti, segretario regionale della CGIL del Veneto, grazie di essere qui. Buongiorno a tutti voi e agli ascoltatori. E allora, questa è un'occasione anche significativa perché vogliamo spiegare ai nostri telespettatori con un po' di tempo a disposizione lo slogan che ogni tanto si sente, Carta dei diritti universali del lavoro, nuova vita, diritti, insomma la CGIL sta proponendo qualcosa di importante e chiama anche a un referendum, insomma chiama le persone in modo attivo, però poi parlando con le persone chiedi specificatamente che cos'è questa carta, questo nuovo statuto del lavoro che si va propugnando per semplificare al massimo, anche se è erroneo farlo, e pochi hanno capito qualche cosa. Tutti sanno cosa non va nel sistema attuale, cosa potrebbe andare meglio, ma non si è capito che cosa viene propugnato dal sindacato. E allora cerchiamo di capire bene, entrando nel merito, nel modo più chiaro possibile, e poi anche se è solo la CGIL che se ne fa latrice oppure se sono anche gli altri sindacati, quindi se è una cosa a livello unitario, condivisa, e l'intento ultimo, quindi vediamo un po' di fare un percorso. Che cos'è intanto? Ma innanzitutto ringrazio veramente per l'occasione che ci viene data, perché il problema è proprio quello dell'informazione, della trasmissione delle finalità e dei contenuti della nostra proposta. È una proposta della CGIL che però nei suoi contenuti richiama, in termini di contenuti precisi, alcune elaborazioni fatte anche unitariamente anche con le altre organizzazioni sindacali. La Carta dei diritti vuole essere una proposta che si fa al Paese di carattere progressivo, di progresso. Non vuole essere solamente una contrapposizione a quanto fatto non solo recentemente col Job Act, ma anche prima, insomma, come interventi sul diritto del lavoro. È una proposta che guarda all'intero mondo del lavoro, si propone di estendere diritti e tutele a tutto il mondo del lavoro, a tutto il mercato del lavoro, sia per le nuove forme di modalità del rapporto di lavoro che nel tempo si sono create, sia alle tante forme di precarietà che vogliamo ridurre e anche abolire nelle loro parti più negative, ma intanto c'è la necessità di dare delle risposte in termini di diritti e tutele anche a questa fascia del mondo del lavoro, e per cui ha il carattere di un'estensione universale dei diritti e delle tutele, ha la finalità di ridare valore e dignità al lavoro, di ridefinire un equilibrio sostenibile fra quelle che sono le esigenze delle imprese e appunto le tutele della condizione di lavoro. È quella che noi definiamo una proposta di modernità. Noi spesso siamo tacciati di essere conservatori e di guardare al passato, ma per noi la modernità significa andare in una prospettiva di estensione dei diritti e delle tutele, e non come invece è stato fatto a più riprese negli ultimi anni, in una logica che per omogeneizzare i trattamenti tende a togliere diritti e tutele a chi le ha per parificare, invece di estenderle a tutti quanti. Per cui questo è l'impianto e la finalità che con la Carta dei diritti ci proponiamo. Non a caso è la Carta dei diritti universali, che non supera lo Statuto dei lavoratori, ma lo integra e mira appunto ad estendere tutele e diritti che sono sanciti dallo Statuto dei lavoratori anche all'intero mondo del lavoro, che oggi non è ricompreso. Quindi vuol dire non solo il lavoro platea. Subordinato, ma anche... Non solo il lavoro subordinato, ma anche tutto il lavoro parasubordinato, tutte le diverse forme di precarietà, impatta anche diritti e tutele per il lavoro autonomo, per un certo tipo di lavoro autonomo, perché chiunque lavora ha alcuni diritti. L'impianto e la finalità è questa. I contenuti, se posso cominciare a entrare proprio nel merito, sono divisi in tre parti sostanziali. La prima parte richiama principi e diritti sanciti dalla Costituzione e li richiama però declinandoli in modo che possano essere concretamente esigibili. Parliamo di cose importanti, per cui parliamo del diritto a un lavoro dignitoso, del diritto a un equo compenso, del diritto alle ferie e al riposo, del diritto all'informazione e alla formazione,
del diritto a un sostegno al reddito nel momento in cui si dovesse perdere il lavoro. Ecco, quali di questi, proprio per specificare, quali di questi sono venuti meno e quali sono già garantiti? E quindi no, diciamo che i principi costituzionali ci sono. Nello Statuto dei lavoratori e nella contrattazione, a supporto ovviamente nella traduzione concreta dello Statuto, sono stati in gran parte realizzati, però per il mondo del lavoro di cui parlavo, quello più frammentato, quello più precario, quello nuovo anche come forme, c'è stata un'evoluzione che al tempo dello Statuto dei lavoratori non era previsto, c'era una situazione diversa, queste forme, queste tipologie non c'erano, per cui si tratta appunto di estenderli anche loro. Le cose che ho citato sembrano diritti ovvi, però non sono così per tutti quanti. Ovviamente nel declinarli bisogna essere in grado di declinarli rispetto alla tipologia del rapporto di lavoro. È chiaro che la garanzia del riposo, delle ferie per un lavoratore subordinato è diversa nella traduzione concreta da quella per un lavoratore autonomo, però sono principi che devono trovare una loro concretezza. La seconda parte della proposta della Carta dei diritti riguarda la necessità di dare piena attuazione anche qua all'articolo 39 e all'articolo 46 della Costituzione, perché sono due articoli che non sono mai stati ad oggi pienamente realizzati. Mi riferisco, il primo si riferisce alla famosa contrattazione erga omnes, e cioè alla necessità di dare piena applicazione in termini universali per tutti i settori e per tutte le categorie produttive ai contratti nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, perché ad oggi non è così. Tanto è vero che ci sono imprenditori che non sono associati alle associazioni dei datori di lavoro e non riconoscono quel contratto, o addirittura casi anche emblematici come la Fiat che si fanno contratti propri e con una regolamentazione diversa. Per cui questo è l'obiettivo principale, definire e applicare concretamente l'erga omnes. Ovviamente per arrivare a questo serve intervenire anche nella definizione delle regole della rappresentanza, perché oggi siamo ancora della rappresentanza sindacale, cioè di chi ha diritto a partecipare ai tavoli di contrattazione, a sottoscriverli, a firmare gli accordi, a sottoscrivere i contratti, perché fino ad oggi non è regolamentato, almeno non c'è uno schema di legge di riferimento di questa natura, ed è importante perché serve a definire in base alla reale rappresentatività, a quanti iscritti rappresenti, a quanti lavoratori rappresenti, chi ha diritto e titolo a sottoscrivere quegli accordi e quei contratti. In questa parte proponiamo proprio un'elaborazione, una proposta che abbiamo elaborato e condiviso unitariamente con CISL e UIL e che abbiamo già proposto alle associazioni dei datori di lavoro e in alcuni casi anche definito e contrattato e sottoscritto. Mi riferisco a Confindustria, a Confcommercio, non ancora a tutte le associazioni dei datori, però quelle più importanti sì, e proponiamo che sia quello il riferimento per sancire anche per via legislativa quella condizione, quella regolazione. La terza parte riguarda più direttamente i diritti processuali del lavoratore, riguarda più direttamente i diritti nel rapporto di lavoro e quando si perde il lavoro, e riguarda infine la regolazione e la riduzione delle tipologie di rapporto di lavoro. Entro un po' più nello specifico di questi tre punti. Il primo punto riguarda i diritti processuali, non molti lo sanno, ma nel corso degli anni, con più provvedimenti legislativi, è stato profondamente modificato l'iter processuale, e cioè la condizione soprattutto economica che impatta sul lavoratore se vuole rivendicare attraverso la via giudiziaria dei diritti che ritiene che siano stati lesi, cioè costa molto. Sì. E il fatto che costa molto rende più difficile la possibilità di esercitare quel diritto, per cui si vuole ripristinare una condizione di sostenibilità economica e anche di velocità nei tempi con cui, che è un problema più generale della giustizia, ma
La seconda parte, dicevo, il secondo aspetto della terza parte della Carta dei diritti riguarda il diritto nel lavoro e ovviamente richiama l'obiettivo innanzitutto di ripristinare il diritto al reintegro nel posto di lavoro quando c'è un licenziamento che la magistratura e la giustizia ordinaria ritiene e valuta illegittimo e senza giusta causa. Questo impatta ovviamente direttamente con la previsione del Job Act che invece ha eliminato questa possibilità e questo diritto al reintegro quando il licenziamento è pienamente illegittimo. Ma riguarda anche le tipologie del rapporto di lavoro, come dicevo prima. Noi siamo per ridare valore non solo formale ma concreto alla centralità del contratto di lavoro a tempo indeterminato, ma ovviamente in modo diverso a quanto definito dal Job Act. Cioè che cos'è? E cioè un superamento del cosiddetto contratto a tutele crescenti, che come più volte abbiamo argomentato, insomma, di crescente non ha nulla in termini di tutele. Cresce solo l'indennizzo nel momento in cui il datore di lavoro decide di licenziare per qualsiasi motivo il lavoratore. Per cui ripristinare il contratto a tempo indeterminato così come prevedono le direttive europee significa ripristinarlo nella sua reale efficacia, insomma, no? Perché se in realtà si chiama da un punto di vista nominale contratto a tempo indeterminato, ma in realtà c'è la possibilità di interrompere il rapporto di lavoro quando si vuole, è chiaro che non è più a tempo indeterminato, ma anche poi di ridurre le tante tipologie di rapporto di lavoro precario che ancora esistono. È stato fatto qualche intervento di limitazione, ma ne esistono ancora tante e troppe. Noi siamo per ridurle alle tipologie realmente essenziali per dare risposta alle esigenze di flessibilità o di stagionalità delle imprese, ma per ridurre e eliminare quelle che sono chiaramente una modalità di sfruttamento e di precarietà. Faccio un esempio per tutti perché è molto attuale. Proponiamo di fatto il superamento dei voucher, dopo se magari c'è il tempo facciamo un approfondimento specifico. Infine, io spero, dopo se serve entrare ancora più nello specifico lo facciamo, abbiamo come CGIL deciso di accompagnare questa proposta, che ripeto è una proposta anche di carattere culturale, di ripristino di un livello di civiltà nelle modalità dei rapporti di lavoro, dei rapporti di produzione, insomma ripristinare un equilibrio che a nostro avviso è stato modificato in senso sproporzionato, in senso negativo, insomma, a favore delle esigenze dell'impresa. E per sostenere questa finalità abbiamo deciso di proporre anche alcuni quesiti referendari di carattere abrogativo, sono 3 sostanzialmente. Abbiamo deciso di farlo, pur lo voglio chiarire in esplicito, affermando che la nostra finalità principale, la nostra priorità è dare corso alla Carta dei diritti universali. I quesiti referendari sono uno strumento nei contenuti coerente con le cose che proponiamo nella Carta dei diritti e nel percorso utile a fare pressione verso il Parlamento, verso il quadro politico istituzionale che deve recepire un'eventuale proposta di legge come è la proposta sulla Carta dei diritti universali, consapevoli delle difficoltà che ci sono, per cui molto dipenderà anche dalla dimensione, dal consenso che avremo nella raccolta delle firme, sia sulla Carta dei diritti sia sui quesiti referendari che stiamo proponendo. La campagna è già partita, è partita ancora il 9 di aprile, mi pare di non sbagliare, insomma terminerà appunto il 9 di luglio. Stiamo già raccogliendo tantissime firme, abbiamo un obiettivo ambizioso perché non vogliamo limitarci a raggiungere il quorum necessario, che sono le 500.000 firme, ma raccogliere il numero più ampio possibile di firme, perché questo evidentemente sarebbe il sostegno alla nostra proposta e sarebbe importante per noi
per farlo pesare nel rapporto e nel confronto con il quadro politico. Per specificare, perché quando parliamo adesso di referendum sì. Ce ne sono un po' sulla graticola. Voi state raccogliendo le firme, sì. Allora i cittadini quando vedono i vostri gazebo di raccolta firme oppure si recano presso le sedi, penso presso le sedi oppure anche nelle sedi dei comuni, si può andare a firmare anche nelle sedi dei comuni, sì. Danno la loro firma. Spieghiamo in modo sul semplice, per che cosa? Per discutere, perché sono 4 le firme richieste, no? Sostanzialmente. Sono 4 firme. Allora, una è per sostenere la proposta di legge che propone la Carta dei diritti universali. Quindi sarebbe il nuovo statuto per il lavoro che viene ad essere cambiato, di cui dovremmo dedicarci un po' di tempo per spiegare bene cosa vuol dire e che valenza ha questo statuto, per quanto è vincolante, perché uno statuto è vincolante, non lo è. Abbiamo visto la battaglia che c'è stata per il precedente statuto, che è stato messo completamente in discussione. L'altra invece cancellare i voucher, è il secondo punto sostanzialmente, no? Gli altri 3 quesiti referendari, ha fatto bene a precisarlo perché non l'avevo detto, riguardano 3 parti di 3 decreti legislativi. Uno ha l'obiettivo di ripristinare la responsabilità solidale dei committenti in tutti i casi di appalto o di cambio d'appalto. Cosa vuol dire? È una cosa, la responsabilità solidale vuol dire che se il subappaltatore o quello che è subentrato nell'appalto non corrisponde dal punto di vista retributivo e dal punto di vista contributivo quanto previsto dalle norme, dalle leggi e dai contratti, scatta e subentra una responsabilità anche dell'azienda committente, di chi ha commissionato l'appalto e il subappalto, e questo significa mettere nella condizione il committente di dover definire a monte quei vincoli e quegli obblighi e prevedere anche delle sanzioni conseguenti fino all'annullamento dell'appalto se questo non viene rispettato, e con anche un compito di controllo e di vigilanza. Siccome nel tempo questa normativa ha subito tante variazioni, è in discussione anche oggi in Parlamento sulla base delle direttive europee, ma si fa come i gamberi. Se si producono testi che sembrano raccogliere le richieste sindacali e poi escono dalle commissioni parlamentari o soprattutto dal Consiglio dei Ministri invece con una regressione, noi vogliamo dire che questo è un principio importante perché dà tutela a migliaia di lavoratori e lavoratrici, soprattutto dei servizi, ma della logistica, ma di tantissimi settori produttivi che si trovano oggi in quella condizione perché, come sappiamo, molte attività lavorative, molte produzioni vengono appunto esternalizzate, vengono date in appalto. Per cui non può essere che chiediamo anche quello più sul piano contrattuale di ripristinare le famose clausole sociali, e cioè la certezza che nel momento in cui c'è un cambio d'appalto l'azienda che subentra, perché vince l'appalto o perché subentra, deve mantenere il livello occupazionale precedente e deve garantire le stesse condizioni. Cosa che altrimenti è venuta meno. Siamo veramente finiti in una situazione un po' di grandi buchi. Il secondo quesito... No, io voglio torniamo al secondo quesito, ci dedichiamo un po' di tempo. Andiamo prima in pubblicità, questi pochi secondi, poi riprendiamo i quesiti tra poco. Va bene.